festival, ma dalla splendida tournée musicale, insieme, 3, 2, 1, un grande applauso per benvenuta Dolce Nera. Grazie Justin. Allora, Ciao a tutti. ciao un bacio anche a me, tanto anche se ho già baciato il camerino e ho questa fortuna. Allora, facciamo un bel applauso. Buonasera, ciao. Allora, Dolce Nera, puoi chiamarti Dolce? Sì, Dolce. sì, Allora, sì. Dolce, sei mai venuta a Brescia, a Travagliato, da queste parti? Perché ha travagliato no, a Brescia sì. Brescia sì. Di diverse volte. Ecco, siamo nella fiera, e te l'ho chiesto, siamo Sì. nella fiera dei cavalli, Sì. la fiera internazionale e anche conosciuta all'estero dei cavalli, siamo alla 33esima edizione, che rapporto hai con gli animali? Non è una domanda banale, però... Ma è un po' strano, cioè, ne ho profondo rispetto, cioè simpatie e antipatie. Dipende. Antipatie per le formiche, sì. Simpatie per i cani, a metà i gatti, e i cavalli devo dire che invece Affascinanti. sono molto affascinanti. Io cavalcavo quando ero piccola, quando stavo giù in Puglia, dai 12 ai 14, ai 15 io sono andata a cavallo e mi piaceva un sacco, poi non ho più continuato, però mi piaceva. Cioè il percorso della tua vita ti ha poi riportato a fare una tappa, un live esclusivo qui a Travagliato, che è la fiera dei cavalli, quindi vedi com'è strana la vita. È particolare. Può succedere di tutto nella Certo, vita, può proprio succedere. veramente quello che non ti aspetti. Come poi un tour in Europa. Sì? In Europa del 2007. Ecco, la mia curiosità è molto personale, però credo che anche i tuoi fans magari vorranno saperlo. Pensi di ripetere prima o poi questa esperienza? Che ricordi hai di questo tour? Beh, ovviamente no, cioè viene a suonare a Brescia non è come andare a suonare a Roma. Cioè, Certo. Questa è la verità, perché già l'Italia è una terra che proprio non è una, questa è la verità, cioè perché ci sono tante realtà, tantissime culture, siamo veramente differenti, anche Certo. se c'è comunque la nazionalità che ci unisce, no? Quindi quando vai fuori all'estero scopri poi altre differenze, ancora diverse. In Germania io devo dire non mi sono trovata male, mi sono trovata molto bene, cioè soffrivo dal punto di vista del clima. Ok. Dal punto di vista del cibo, un pochettino, anche se loro invece hanno una forte, per esempio, amore proprio per l'Italia, per il gusto italiano. In Italia si mangia bene. Il gusto italiano non solo nella cucina, nel vestire, in tutto, no? E quindi si danno da fare per portare nei loro posti un sacco di cucine da diverse parti del mondo, quindi si danno da fare per essere un popolo, una terra multirazziale, come dire, di pensiero, insomma, con opportunità di cose, aperte, insomma, no? E niente, quindi per me ho fatto concerti anche in Austria, in Spagna. La Spagna invece è un po' più come noi, cioè si suona alle 9, noi giù, noi nel sud, sono alle 9, sicuramente inizierai alle 11. Ma lo so perché io sono metà pugliese. Mio padre Tu sei metà pugliese? Sì, metà pugliese e metà milanese, vabbè, del nord. Quindi sono un mix, sono italiano, metà e metà. Tipo cena attorno alle 22:30, ecco, questa No, vabbè, roba a qua. casa ceno un po' prima, però giusto. Tu Justine, 7:30, 8 appunto. Io veramente, ovviamente sono americana con questo accento di dove posso essere, però i miei genitori sono tutti e due di origine meridionale, infatti sono 100% meridionale, però nata a New York, sì, sono un quarto pugliese, un quarto siciliana e mezza napoletana. Ok, grazie. Andiamo Dolce Nera. Si paga. No. Davvero, io non lo sapevo. Particolare, Vedi? bravo. Senti che mix. Allora, io direi che a questo punto basta chiacchiere, il nucleo la serata appunto è Dolce Nera e il suo live esclusivo qui a Travagliato.
Sei pronta? Beh, quando si tratta di fare, no, un mini concerto così, a me piace accompagnarmi col pianoforte, insomma, nel senso, e farlo nella versione più nuda dei brani, ma anche quella più vera, dove nascono poi le canzoni tra me e questo elemento a casa mia davanti a un muro. C'è più intimità anche, giusto, con un pianoforte? Sì, c'è più intimità. Una domanda, come inizierai, ci canterai e ci vediamo a casa, che qua tutti la vogliamo sentire, vero? Però... ci mancherà. E come no? E come no, anche 2 volte. E allora facciamo un grande applauso. Grazie. Un applauso, noi ci vediamo dopo e ragazzi, buon ascolto con la bella e buona musica di Dolce Nera. Un grande applauso.
Grazie.